Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento di Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di sfide sui social, i recenti fatti avvenuti a Roma, a Casal Palocco esattamente, dove dei ragazzi su un'auto di grossa cilindrata hanno provocato un incidente nel quale è morto un bambino di 5 anni, hanno sollevato nuovamente il problema delle sfide pericolose. Ne parliamo oggi con il professore Davide Bennato, docente di sociologia dei media digitali dell'Università di Catania, con la dottoressa Federica Ragusa, psicologa, e con me in studio il professore Alfredo Petralia, che è docente, scrittore e animatore digitale. Bentrovati a tutti. Io partirei subito con una domanda: cosa spinge questi ragazzi ad essere così sui social, ad essere così attratti da queste sfide? Dottoressa Ragusa, lo chiedo innanzitutto a lei e chiedo soprattutto se ci sono dei segnali che gli adulti possono cogliere e arginare in qualche modo il problema. Sì, intanto grazie dell'invito, buonasera a tutti. Prima di tutto vorrei dire che di fatto gli adolescenti sono contraddistinti dalla voglia della sfida. La sfida è proprio fisiologica. Il punto è dove, in che contesto questa sfida viene agita, perché fino a 30 anni fa queste sfide che passavano dal gruppo dei pari, dai momenti di aggregazione, erano all'interno di un contesto che era edipico, ovvero c'era la regola paterna che l'adolescente voleva in qualche modo contrastare e superare, e poi il padre poneva una punizione. Questa scatenava un senso di colpa, c'era la riparazione, e tutto questo serviva a pensare a ciò che si era fatto e a maturare poi mano a mano una consapevolezza delle condizioni che avvenivano con gli agiti che questi adolescenti fisiologicamente fanno. Oggi questo agito avviene in una società narcisistica, che è una società che di fatto si preoccupa solo ed esclusivamente della vergogna, per cui il like è importantissimo, se no mi vergogno, devo rientrare in certi canoni, se no mi vergogno, è impossibile avere delle fragilità. In questo risuonano anche le figure genitoriali, che in qualche modo purtroppo si dimettono dalla regola e diventano più che altro pari con i quali condividere gusti, agire a volte più che pensare. Ma spesso i genitori non sanno nemmeno cosa stanno facendo i loro ragazzi, perché i social magari li vedono tranquillamente nella loro stanza e pensano che sono al sicuro, mentre magari in quel momento proprio stanno agendo sui social e non si sa in che modo. Infatti questo è un elemento importante. Vorrei sollecitare l'idea che stare nella propria stanza non è stare al sicuro. Stare nella propria stanza oggi significa viaggiare nel mondo e viaggiare anche in aree poco sicure. A proposito di questo, quindi, è importante che i genitori mettano delle regole e cerchino di gestire queste problematiche. Per esempio, noi ricordiamoci, qui ci sono esperti che possono confermarlo, che prima dei 14 anni su un social non ci si può iscrivere se non con l'autorizzazione dei genitori. E allora, in una fase preadolescenziale è bene ed è opportuno monitorare. In quella adolescenziale, dove il privato è più importante, è difficile, no? Rimanere a controllare senza invadere, però è necessario parlare di cosa interessa ai nostri figli, cosa stanno facendo sul social ma nella vita. Molti miei pazienti lamentano un ascolto poco partecipato, i genitori chiedono ma poi si distraggono essi stessi coi cellulari. Grazie dottoressa Ragusa. Professore Bennato, un fenomeno sociale, quello delle sfide, c'è sempre stato tutto sommato, no? I ragazzini sempre, fin dai tempi antichi, diciamo, erano abituati a mettersi, come dire, in competizione, ma adesso i social hanno amplificato il fenomeno e ci sono delle connotazioni negative.
Ricordiamo la ragazzina di 10 anni che con una sfida è morta soffocata perché appunto doveva dimostrare di resistere il più a lungo possibile, oppure in passato ci sono state altro tipo di sfide, quello di autolesionismo, fino a un'escalation veramente pericolosa. Dunque? Sì, allora le challenge, diciamo così, le sfide sono sempre esistite, nel senso che sono d'accordo con la dottoressa Ragusa che ovviamente i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, vogliono mettersi alla prova, no? con le dimensioni legate al coraggio, oppure più che altro vogliono mettersi alla prova rispetto al proprio gruppo di riferimento, quindi il gruppo dei pari, gli amici, i compagni di scuola e così via dicendo. Quindi in realtà le sfide ci sono sempre state. Cos'è che è cambiato? Sono cambiate sostanzialmente due cose. Uno, che le sfide, le challenge, sono diventate un genere mediale, cioè sono diventate un vero e proprio format che ha delle regole piuttosto vincolanti per poter essere pubblicate all'interno degli spazi social. Questo però non vuol dire che tutte le challenge siano pericolose. Esistono, basti ricordare quella famosa dell'Ice Bucket Challenge, no? Quando c'erano un sacco di VIP del mondo dello spettacolo che si versavano addosso dell'acqua ghiacciata per sostenere una raccolta di fondi che aveva a che fare con la SLA a livello internazionale. Quindi in realtà le challenge non sono tutte pericolose, possono essere anche delle sfide non contro qualcuno ma contro se stessi, cioè che ne so, la possibilità di fare delle cose per un lungo periodo di tempo. Quello che cambia è che esistono ovviamente delle challenge pericolose che in quanto tali esistono fondamentalmente per un motivo, non tanto perché girano in internet, ma soprattutto perché c'è un contesto di riferimento e penso al gruppo degli amici, al gruppo dei pari che legittima queste challenge, cioè detti in altro modo. Esistono un sacco di challenge che girano su internet di tutti i modi possibili e immaginabili, ma quando c'è qualche ragazzo che si lascia affascinare dal prendere una challenge di quelle pericolose è perché in realtà questo tipo di sfida già ha attecchito e già ha preso piede all'interno del proprio gruppo di amici. Quindi basta capire che c'è questo meccanismo per poterle disinnescare, no? Un genitore, un docente, qualunque educatore, sapendo che c'è questa componente diciamo così, di questa dimensione collettiva della partecipazione ad una challenge e quindi soprattutto come strumento per dimostrare a qualcuno, diciamo così, verso un gruppo di riferimento piuttosto particolare, ovviamente la questione può essere affrontata, ma soprattutto può essere disinnescata, soprattutto se la challenge rappresenta un pericolo per la persona che la compie. Quindi secondo me quello che è cambiato sostanzialmente prima di tutto è che è diventato un genere mediale, però come con tutti i generi mediali ha delle regole. Uno, deve essere molto visibile, no? Le challenge se sono poco partecipate non hanno molto senso. Due, se sono molto visibili vuol dire che hanno una grossa circolazione in rete, quindi possono essere intercettate dagli educatori. Tre, questo tipo di challenge già hanno cominciato a circolare nel gruppo degli amici e poi vengono rinforzate tramite le piattaforme digitali. Quindi non è semplicemente una cosa che dipende dal fatto che i nostri figli sono sulle piattaforme social, ma dipende anche dal fatto che queste piattaforme social legittimano un certo tipo di comportamento. Grazie professore Bennato. Professore Petralia, come diceva bene il professore Bennato, queste sfide vanno sui social e c'è molta, come dire, molta visibilità. La scuola ha gli strumenti per monitorare, per verificare, per accorgersi se c'è qualche sfida in atto tra i propri studenti? Perché qui stiamo parlando di ragazzi molto giovani. Beh, innanzitutto grazie e buon pomeriggio a tutti. Dipende molto dal tipo di scuola e dall'attenzione che noi docenti abbiamo nei confronti dei nostri ragazzi. Io vengo da un background salesiano che parla proprio di assistenza a 360 gradi su quella che è la vita del ragazzo, non solo visto come un studente, quindi non solo limitata a quello che è il suo percorso scolastico, ma a quello che è il suo vissuto. Ovviamente se i tempi sono ristretti all'orario scolastico questa cosa è molto difficile, cioè se l'insegnante entra e sta con lo studente nell'ora scolastica questa cosa è molto difficile. Se invece la scuola offre degli orari diversi, quindi il pre-scuola, il post-scuola, la ricreazione, delle occasioni pomeridiane, noi ne abbiamo tanti ad esempio, allora lì sono le occasioni nelle quali si può avvicinare il ragazzo viene fuori per quello che è, o alcune volte
ci possiamo accorgere di tante situazioni importanti. Sono state dette alcune cose, io vorrei precisare e sottolineare alcune cose. Non so quanti hanno visto il canale di questi ragazzi, di questo gruppo che purtroppo ha commesso questo gesto, ma questi ragazzi raccoglievano anche dei soldi per dei senza tetto, cioè facevano anche delle cose carine e divertenti. Il problema qual è stato? Il problema è stato che questa sfida nello specifico, io sono andato a vederlo stamattina, ne aveva altri 2 precedenti, sempre sulle macchine, una su una 500 e una su una Tesla. Ecco, il problema è stato lì. È possibile che nessuno adulto, a partire dai genitori di questi ragazzi, si sia reso conto della pericolosità? Perché si vede chiaramente, noi che guidiamo da tanto tempo lo vediamo subito, è impossibile poter guidare girandoti sul passeggero e parlando, e nei video lo vedete chiaramente. Nei video si vede subito. Allora, è possibile che non ci sia nessuno? Sì, è possibile che non ci sia nessuno perché spesso i ragazzi ne sanno molto più degli adulti. Allora, quando noi cerchiamo di stimolare genitori ed educatori a saperne un po' di più del mondo dei ragazzi, perché a differenza dei nostri tempi, io faccio un esempio molto banale, no? Si andava alla scogliera con i propri genitori, c'era sempre il gruppetto che sfidava per buttarsi dalla scogliera, no? Mamma o papà guardavano la sfida e dicevano no, guarda, non lo fare, per te è pericoloso. Questo filtro genitoriale non esiste più, perché quando si dà in mano un cellulare a un ragazzino, prima la dottoressa parlava del limite, io posso testimoniare di alunni che hanno il cellulare personale a 8-9 anni, ok? Quindi quando questo filtro viene meno e nella sua stanza o sotto le lenzuola, perché poi c'è tutto un problema di questi ragazzini che non dormono più, e noi, esempio, uno dei segnali forti che noi insegnanti possiamo cogliere è il sonno arretrato che molti ragazzini dimostrano, perché i genitori non sanno gestire attraverso determinati modi questa cosa. Allora, se il bambino tra le sue mani, sotto le lenzuola, il bambino, la bambina, l'adolescente, chi filtra la sfida? Chi è che guarda la sfida e può dire alla ragazzina o alla ragazzina no, fermati? Se tu genitore non ci sei, come fa un ragazzino o una ragazzina di 9-10 anni a capire quanto è pericoloso o meno? Perché come me l'hanno detto giustamente loro, il fascino del proibito, il fascino della sfida c'è sempre. Dove sta la barriera? In un adulto che ti dice questo sì, questo no, stai attento. La cosa pericolosa è che questo filtro non c'è più, perché i genitori non vedono e non si accorgono di tutto quello che accade. E poi non tutti i genitori, e io aggiungo anche molti insegnanti, non sono così abili nel andare su internet, sui social. Non tutti i genitori allora, devo dire, sono credo adeguati, anche a molti insegnanti credo che non siano proprio... Devo dire che la pandemia e la DAD da questo punto di vista hanno aiutato molto l'alfabetizzazione digitale di tante persone. Se noi guardiamo alla capacità digitale dei docenti nel 2019, la guardiamo adesso, sicuramente è aumentata. Non so con quanti rimorsi sì, o con quanta fatto gioia. che magari si sanno collegare via internet, il problema ma è che i essere nostri avvezzi con i social, TikTok, Facebook, ma i nostri social Instagram, non sono i loro social. Esatto. Noi sappiamo benissimo, e qui Esatto. il professore me ne potrà dare conferma, che se in una classe chiediamo a dei ragazzini adolescenti quanto hanno un account di Facebook, forse neanche una mano si alza, mentre tutti sono su Instagram, tutti sono su TikTok, esatto. Perché anche lì c'è una diversificazione. E anche su questi social, perché poi su questo si può ragionare e dire tanto, il professore può intervenire da questo punto di vista, si rischia quello che io chiamo un voyeurismo digitale. Cioè questi ragazzi stanno lì a fare lo scrolling col pollice, a guardare quello che fanno gli altri, ma pur avendone la possibilità, perché oggi il web 2.0 permette questo, una grande possibilità autoriale, quindi di authoring, di creare, in realtà creano poco e guardano gli altri fare tante cose. Non demonizziamo lo strumento, perché sia su Instagram, sia su TikTok, sia su Facebook ci sono tante cose estremamente interessanti. Sì, infatti il professore ovviamente Bernato ha è uno anche strumento. delle Poi sfide c'è qualcuno positive. che ovviamente fa qualcosa di più stupido, qualcuno che fa qualcosa di più pericoloso, per cui anche loro stessi, anche questo gruppo dei The Borderline che io ho analizzato stamattina guardando il loro canale, qualcosa era veramente divertente, qualcosa era chiaramente pericoloso
ma già tempo fa. Strano, questo è una conferma che si diceva che loro avevano cancellato molto del loro materiale, però internet non dimentica e quindi allora, il loro canale YouTube è aperto, l'ultimo video è il video che hanno fatto vedere, c'è proprio una schermata nera con il messaggio che è passato in tanti telegiornali, però tutti i video precedenti si vedono tranquillamente, e tra i video nella playlist sfide, challenge, ci sono delle challenge ovviamente da ridere, nel senso chiusi 30 ore in una scatola di cartone che si può aprire piuttosto che in una zatterina. Ci sono invece due sfide sempre sulle macchine, una su una 500 e una su una Tesla, dal quale già si percepisce la pericolosità. Perfetto. In una lui dice quasi alla fine: io non ce la faccio più, ho le gambe quasi bloccate, e è inutile che poi fanno vedere il video, anche questo fastidioso, della polizia che li blocca. La polizia non è che può sapere in quel momento che quei ragazzi fanno. Non può sapere neanche che sono vengono ripresi con un cellulare dal basso, cioè i poliziotti in quel caso non si può sapere neanche da quanto tempo sono su quell'auto. Io farei l'ultima domanda alla dottoressa Ragusa, perché so che ci deve lasciare fra pochissimi minuti. Dottoressa, un consiglio ai genitori? Se ci sono degli elementi che possono come dire, che possono fungere da campanello d'allarme. Ma guardi, innanzitutto ogni genitore conosce le abitudini del proprio figlio, e se queste abitudini si alterano nei tempi, nelle modalità in cui sta da solo, sta chiuso in camera, per esempio il professore diceva giustamente la carenza di sonno, che ovviamente è un sintomo che il sonno non viene esercitato come dovrebbe, tutte queste cose sono dei campanelli d'allarme per aprire un dialogo con un ascolto che però deve essere autentico e partecipato, non tanto esclusivamente persecutore e controllante, quanto autentico e quindi partecipato. Un'altra cosa, proteggere le fasi in cui i genitori possono stare coi figli, il pranzo, la colazione, la cena. Per primi i genitori devono mollare i social e godersi uno spazio protetto, perché questo crea differenza, dà il peso dell'incontro che diversamente non ci sarebbe. Quindi monitorare i più piccoli e fissare delle regole, tornare un po' più a una società edipica, fermo restando che, come diceva Freud, i professori, i genitori e gli psicologi fanno il mestiere più difficile, ma i genitori non sono soli e non devono dimenticarlo, e c'è tutta una rete che per loro lavora e può sostenerli. Grazie dottoressa Ragusa, io la saluto perché so che ha altri impegni. Ricordo il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005, se volete rivolgere una domanda ai nostri esperti lo potete fare inviando un messaggio a questo numero. Intanto andiamo in pubblicità e poi torniamo subito in diretta. Eccoci rientrati in studio, con me il professore Alfredo Petralia, docente, animatore digitale e anche scrittore. A proposito, ha scritto un libro proprio sul Educarsi ed educare al web, che parte proprio da quello che abbiamo detto prima con la dottoressa: nessuno può dare quello che non ha, quindi nel momento in cui io devo parlare con i miei figli devo essere autentico, ma devo essere anche autorevole nelle misure in cui ne devo capire. Certo. Non posso rischiare di dialogare con i miei figli ma non conoscere lo strumento. Certo. Quindi il libro Educarsi ed educare al web, scritto, diciamo, pensato prima della pandemia e poi scritto durante la pandemia, non è assolutamente un manuale tecnico, ma è invece una serie di consigli, alcuni in linea proprio anche con quelli di cui ha parlato la dottoressa, sul come comportarsi oggi con le nuove tecnologie. C'era un dato che lei voleva dare poco fa? Sì, in riferimento a quello che è il pericolo di un certo mondo social, no? Dal 2008 al 2021 abbiamo avuto 379 decessi per selfie estremi, di cui 6 in Italia. È un numero importante, c'è questa voglia di farsi vedere, perché ovviamente, ne parlavamo prima in pausa, mentre tanti anni fa l'accettazione noi la cercavamo tra i membri della nostra comitiva e sognavamo di essere una star o un personaggio famoso,
oggi ognuno di noi con il contenuto adeguato e i social e gli strumenti che ci sono può diventare una star. Allora la voglia eccessiva di essere protagonista online, alla ricerca di sempre più follower, alla ricerca di sempre più like, alcune volte spinge tante persone e poi a gesti irresponsabili, perché poi di questo si parla, della responsabilità, cioè del capire le conseguenze del tuo gesto. Certo, professore Bennato. Sì, no, sono d'accordo. Io però sul tavolo delle questioni da affrontare metterei anche un altro tema, che è il tema dei modelli culturali, cioè nel senso che se un ragazzo utilizza i cellulari in un certo modo, cioè ovviamente il modo di utilizzare questi cellulari dipende anche molto dal contesto culturale in cui si trova, quindi se c'è un buco educativo nel passaggio tra famiglia, scuola e gruppo degli amici, ovviamente ci possono essere le opportunità che hanno i media digitali, perché non dimentichiamo, sono delle opportunità relazionali, delle opportunità di fruizione di contenuti, si trasformano sostanzialmente in un uso, diciamo così, ridotto e limitato di questi strumenti. C'è un comico americano che faceva notare questa cosa che a me ha sempre fatto molto ridere, che noi in tasca abbiamo questi cellulari che ci permettono di collegarci con tutto lo scibile, con tutta la conoscenza disponibile al mondo, e poi noi cosa ne facciamo? Guardiamo i video di gattini. Questa ovviamente è una battuta, però rende molto l'idea il fatto che abbiamo degli strumenti potentissimi e molto spesso di questi strumenti potentissimi non facciamo altro che utilizzarne gli aspetti più superficiali. Ecco, secondo me questo vuol dire anche modelli culturali, cioè far capire che c'è un modo anche sano di utilizzare questi strumenti, ma anche di produrre contenuti, perché giustamente prima si diceva del fatto che molto spesso i ragazzi sono solo persone che fruiscono di questi contenuti ma non ne costruiscono. Ecco, spingere le persone in questa direzione, e di solito la figura dell'animatore digitale come il professor Petrania fanno questo tipo di ruolo, ovviamente fa sì che si riesce a capire che con i telefonini si può fare, o comunque con internet in genere, si possono fare delle cose che vanno al di là della semplice sfida o del semplice, diciamo così, contenuto di mero intrattenimento. Ecco. Prego. No, proprio facendo riferimento al libro, a quello che diceva lei in relazione alle indicazioni della dottoressa, noi ad esempio consigliamo il cestino dei telefonini accanto al cestino del pane, cioè quando vi sedete, è bellissimo quello che ha detto lei, cioè facciamo in modo che i momenti familiari siano momenti sacri di dialogo da questo punto di vista, e quindi mettiamo in un paniero, in un qualcosa, i telefonini e diamo ampio spazio al dialogo, perché questo è molto molto importante, perché è giusto quello che ha detto lui. Se io vedo che per primo mio padre o mia madre si isolano dall'ambiente familiare o anche sul divano, alienandosi da quello che è la famiglia, che è un fenomeno studiato che si chiama fabbing, cioè l'alienazione della persona rispetto ad altri per colpa di cellulari, tablet o altro, ecco, sicuramente non diamo un buon esempio. E poi ovviamente non possiamo pretendere che il ragazzino o la ragazzina da sola possa maturare chissà quale comportamento particolarmente virtuoso. Ma ci sono anche molti genitori molto protettivi invece, che tendono a giustificare un po' tutto. Siamo arrivati a scuola, cioè, apriremmo un altro capitolo, diciamo, no? Di ragazzini che si comportano male a scuola, che fanno dei gesti anche eclatanti. L'ultimo fatto di cronaca lo conosciamo tutti, dei ragazzini che hanno sparato dei pallini alla docente. Non sappiamo bene i termini della questione, però sta di fatto che a quanto pare l'hanno fatta piuttosto liscia, insomma, non è successo proprio niente. Credo che la cosa ancora più grave è che l'insegnante sottolinea che nessuno ha chiesto scusa. Cioè, ecco, questo secondo me è una cosa ancora più grave, e devo dire che anche io sono testimone di comportamenti di questo tipo. Alcune volte, per farsi perdonare delle mancanze genitoriali, i genitori diventano dei pericolosi alleati dei figli o addirittura degli amici, no? Io non devo essere amico tuo, io sono tuo padre. Ora, lasciando stare, diciamo, quelli che erano i nostri tempi, che erano tempi diversi per questo, no? Però di esempi ne abbiamo tanti, non solo i pallini, ma anche questo discorso del ragazzo che è stato bocciato dopo aver accoltellato l'insegnante, i cui genitori hanno fatto ricorso al TAR, no? Oppure questi stessi genitori di questi ragazzi che appena sono intervenuti hanno detto sì, vabbè, ma è stata una bravata. Appunto, questo bisogna vedere se è veramente andata così la cosa, perché sarebbe veramente gravissimo. Cioè, muore un bambino e il genitore, se è vero che hanno detto così, hanno tentato di tranquillizzare
i ragazzi che avevano provocato quel gravissimo incidente. Insomma, magari evitiamo di entrare nel merito perché giustamente non conosciamo bene i fatti, c'è un'inchiesta ancora in corso. Professore Bennato, proprio per chiudere, dove andrà la nostra società e cosa ci dobbiamo aspettare? Ci sarà sempre più una deriva o come dire, la società ha in sé gli elementi, gli strumenti un po' per arginare questi fenomeni che altrimenti veramente rischiano di diventare sempre più eccessivi? Beh, la deriva o l'opportunità è nelle nostre mani. Gli strumenti tecnologici possono essere contemporaneamente delle opportunità o dei rischi. La possibilità che siano l'uno o l'altro dipende da tutto un insieme di fattori di cui ognuno di noi, prima come individui, poi rispetto alla propria posizione sociale, educatori, genitori, docenti, eccetera, eccetera, è chiamato a svolgere il proprio ruolo. Quindi non possiamo permetterci, la società è talmente complessa per cui non possiamo più permettere il lusso di abdicare alla nostra responsabilità in quanto soggetti sociali che vivono in uno spazio complesso, perché di questo ruolo ovviamente poi ne risulteranno essere subire le conseguenze sul lungo periodo, soprattutto i ragazzi, che è un modo complicato per dire che bisogna sempre dialogare con questi ragazzi, con i nostri ragazzi, soprattutto in un'ottica di apertura, perché non abbiamo tutti gli strumenti per poter decodificare quello che avviene nella vita tradizionale, ma anche nella vita social di un ragazzo e di un adolescente, e quindi rispetto a questo creare proprio un patto educativo, ma che questo valga sia per le giovani generazioni che anche per i genitori, perché io vedo spesso genitori della mia generazione che hanno un modo piuttosto, diciamo così, poco avveduto nel rapporto che hanno non solo con i propri figli ma anche con le tecnologie digitali. Per questo discorso a cui accennava lei della giustificazione dei figli, io suggerisco adesso non ricordo benissimo il titolo, non so se sia Figli, un film con Gassman e credo che si chiami Salvatore Cascio, quello che abbiamo il professor Bennato che è un esperto, quello che interpretava Peppino, che si ricordi quello che di interpretava Peppino Impastato, l'attore si chiama? Lo Cascio e Gassman sono i genitori di alcuni ragazzi che comprano una bravata. Non mi ricordo se questo film si chiama Figli, ed è molto interessante perché sono proprio questi figli che uccidono, credo, un clochard o qualcuno, e c'è tutta la dinamica di questi genitori che rifiutano questa idea e a poco si rendono conto invece delle responsabilità dei figli. Ecco, far vedere e commentare. C'è un film recente che si chiama La Palestra, che è giocata che deriva da una pista teatrale, che gioca proprio sul fatto che dei genitori vengono convocati da una docente nella palestra per parlare dei figli e poi si viene a scoprire che quello che c'è dietro è stato un tentativo di stupro, mi pare andato a buon fine. E quindi c'è tutto un meccanismo di dibattito fra i genitori che vorrebbero denunciare e quelli che invece vorrebbero coprire. Quindi è uno dei temi, questo, dei genitori che coprono, che difendono, ormai piuttosto diffuso anche nell'immaginario cinematografico. Ecco, ma bisogna parlare, cioè la pretesa o l'idea che prima qualcuno diceva genitori, psicologi, e c'era un'altra categoria che aveva il mestiere più difficile, con la grossa difficoltà che però nessuno insegna a fare i genitori. E quindi secondo me ci dovrebbero essere molto più occasioni di dialogo, molto più occasioni di confronto, e i genitori anche in questo senso nelle scuole dovrebbero chiedere e quindi farsi aiutare con tavole rotonde, invitando degli esperti, perché secondo me viviamo in un periodo di passaggio generazionale nel quale quello che i nostri genitori hanno fatto per noi non lo possiamo, se non in minima parte, mettere in atto per i nostri figli, e quindi abbiamo bisogno di confrontarci, di aiutarci, di imparare, di educarci, perché il mondo sta cambiando e anche essere genitore oggi è una cosa diversa. Il mondo sta cambiando e soprattutto quello delle tecnologie sta cambiando in maniera velocissima. Io ringrazio gli ospiti, grazie professore Bennato per essere stato qui con noi, grazie al professore Petralia e grazie anche a chi ci ha seguito fin qui. Alla prossima.